Siamo nuovamente in diretta, adesso torniamo a occuparci di una storia che vi abbiamo raccontato proprio in questi giorni, in questa settimana, la disavventura di uno studente del veneziano, di Meulo nello specifico, che doveva rientrare da Barcellona, però non sapeva come fare una volta arrivato a Genova per appunto tornare a casa sua, e aveva chiesto l'intervento anche di Rete Veneta, aveva chiesto insomma che ci si muovesse per cercare di aiutare la famiglia, più che altro a permettergli di tornare a casa. Ci sono buone notizie, perché Nicolò è riuscito a tornare nel veneziano. Tornati ufficialmente a casa. Fine delle vicissitudini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ce l'ha fatta! Nicolò Gasparini, 21enne di Meulo, è riuscito a rientrare in Italia. Qualche giorno fa avevamo raccolto il suo appello e quello della mamma Paola, perché lui, studente Erasmus, era bloccato a Barcellona insieme a un'altra studentessa di Silea, Martina, e non sapevano come rientrare a casa una volta giunti a Genova. Fortunatamente ci sono riusciti. Moro le valigie, fai un bel Vittoria. Eccoci qua. Ecco qua Nicolò finalmente a Genova. Adesso 4 ore andiamo a casa, comunque è in salvo. Grazie a tutti. Sono veramente felice di essere qui e vorrei ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini. E ora potrà restare con la sua famiglia, un segno che dona speranza. Questo messaggio è rivolto soprattutto alle famiglie che si sono trovate nella nostra stessa situazione, e volevo dire loro di stare tranquilli, perché i vostri figli torneranno a casa ad abbracciarvi. Davvero tanta la paura che ha avuto soprattutto questa mamma, che ha avuto questo papà, perché temevano di non riuscire a uscire da questa situazione difficile, intricata che si era venuta a creare. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. E adesso vi mostriamo un video che abbiamo realizzato, molto carino, per i veneziani che si stanno annoiando a casa nello specifico, o che magari stanno rinunciando alla passione che hanno per la voga. Allora vediamo cosa si può fare con i consigli che sono arrivati da un Arzillo 82enne veneziano doc, ma andiamo a vederlo assieme. Piccolo simulatore di voga alla veneta, autocostruito naturalmente. Lucio dà un saluto a tutti gli amici della Diadora e dice: ragazzi, teniamoci in forma, L'82enne ragazzo ci tiene in forma. Ciao a tutti e a presto. Adesso faccio una vogatina fino a Malamocco per prendere il solito cicchettino o il succo di frutta. Via! 10 de buone. Alla faccia dei suoi 82 anni, io mi sono stancata solo a guardarlo, davvero energico questo 82enne. Complimenti a Lucio, a questo nostro telespettatore che ha voluto condividere con tutti noi e tutti voi davvero questa sua grande passione e darci lo spunto per magari fare un po' di ginnastica, perché abbiamo visto, basta avere un poggiolo e basta fare un po' di ginnastica, un poggiolo e un manico di scopa e si riesce insomma in qualche maniera a improvvisarsi gondolieri, in questo caso, visto che siamo a Venezia. E intanto noi stiamo provando a vedere se riusciamo a metterci in contatto con il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, ma prima vorrei mandarvi il messaggio che ha inviato la sindaca di Novi. Allora vediamolo assieme. Tre grazie voglio esprimere. Il primo al Consiglio Comunale e a tutti i dipendenti comunali per come stiamo affrontando questa situazione di emergenza. Già dei provvedimenti sono stati adottati, in Consiglio abbiamo approvato lo spostamento dei termini di scadenza per il pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa rifiuti, altri li stiamo pensando per chi ne ha bisogno, per venire incontro alle esigenze che ci sono state segnalate e che sappiamo esserci. Il secondo grazie va ai volontari.
non solo alla protezione civile che tanto si sta spendendo, ma anche a tutti quei cittadini che hanno alzato la mano, che hanno fatto presente la loro disponibilità per chi ne ha bisogno. E poi il terzo grazie va a tutta la cittadinanza. Io sto vedendo nel passare del tempo in questi giorni che sempre meno sono le polemiche e sempre di più le persone si fanno presenti dando le informazioni e rispondendo gli uni agli altri a seconda delle esigenze che si stanno manifestando. È un modo diverso di stare vicini e dalla prospettiva di sindaco posso dirvi stiamo andando nella direzione giusta. Se riusciamo anche a capire che in ecocentro si va solo per le necessità quotidiane e non per altri motivi, così come tutti gli altri paesi che hanno il porta a porta conferiscono il quotidiano, ma l'ingombrante, le cose straordinarie se le tengono a casa perché gli altri ecocentri sono chiusi, ecco, allora arriviamo proprio a completare il tutto. Vi abbraccio e ci teniamo in collegamento per poter andare verso una chiusura di questa situazione e una riapertura di un nuovo modo di stare assieme. Quindi abbiamo sentito il ringraziamento va a tutte per queste persone che davvero stanno lavorando, tanti in maniera volontaria, totalmente volontaria, per riuscire insieme, in rete, in gruppo, come una vera comunità, a uscire da questa situazione. Abbiamo sentito, siamo stati collegati con questo esponente del presidente della Protezione Civile 7 Comuni, Rodeghiero, che appunto ha parlato della distribuzione delle mascherine. Continuiamo a parlare proprio di distribuzione delle mascherine e andiamo però a Romano Dezzelino. Tutti insieme, appassionatamente anche a Romano Dezzelino, per la capillare operazione di distribuzione delle mascherine non solo all'interno del territorio comunale ma anche del Bassanese, compreso Borso e Asolo. Sono ben 300.000 infatti i pezzi realizzati da alcune aziende del territorio a supporto del numero di mascherine distribuite nei giorni scorsi e arrivate direttamente dalla regione. Quindi abbiamo scelto di integrare la produzione e la distribuzione delle mascherine regionali con quelle donateci dalle aziende Fontana per il tessuto non tessuto e Scotton e Orione per quanto riguarda il confezionamento delle mascherine. E su questa base su tutto il territorio siamo andati a tappeto, quindi da nord e da sud abbiamo iniziato in un lavoro di avvicinamento al centro del comune e con questo stiamo arrivando davvero dappertutto. Villa Ferrari farà da centro raccolta per la distribuzione delle mascherine, mentre la sala consiliare raccoglie la squadra, una quarantina di volontari oltre alla protezione civile e gli alpini, in un lavoro di sinergia. Lei ha detto un po' sorridendo che potrebbe esserci anche una seduta di giunta in questo momento, perché? Abbiamo qui con noi la maggioranza della giunta, siamo in 4 tra io e gli assessori, ma su questa base dovrei dire veramente un grazie a tutta la squadra. Abbiamo una squadra che si è impegnata dall'inizio a darci una mano, a sostenerci e anche a prendere le decisioni a volte repentine che in questo periodo si sono rese necessarie. E adesso andiamo invece a Venezia. Venezia perché? Perché sono stati dati, comunicati numeri importanti, numeri utili che possono servire proprio ad aiutare le persone in difficoltà, a cui possono rivolgersi le persone che si stanno trovando in un momento di particolare difficoltà. Allora vediamo. Il Comune di Venezia ha messo a disposizione della cittadinanza alcuni numeri da poter contattare per le varie necessità in questo momento difficile sotto vari aspetti. Il primo. Abbiamo il numero unico del Comune di Venezia, lo 041 041, a cui far confluire tutte le vostre domande e richieste in termini di informazioni e di segnalazioni. Per le persone che avessero difficoltà nell'approvvigionarsi perché sole o in difficoltà a muoversi di casa, si chiami pure lo 041 041 e si attiveranno dei servizi di protezione civile o di supporto alle persone. È evidente che solo per reali necessità e quindi se uno degli amici o dei parenti che possono aiutarlo, meglio per non intasare questi servizi. Ci sono poi altri 2 numeri che possono essere di supporto a fasce di popolazione più fragili. Un altro numero importante riguarda il numero verde per segnalare situazioni di persone senza dimora in difficoltà in città ed è l'800 58 92 66. Una volta chiamato questo numero verde si attiveranno poi i servizi sociali per intervenire con unità di strada. Un terzo numero importantissimo che il Comune di Venezia ha attivo anche in questi giorni è il numero del centro antiviolenza, a cui si possono rivolgere le donne vittime di episodi di violenza in città
e nelle mura domestiche soprattutto, e possono chiamare lo 041 274 4222. A questo numero risponderà un operatore o la segreteria saranno richiamate per un supporto e un orientamento. Per le emergenze restano valide il numero del 112 e del 113, che sono appunto i numeri di emergenza, e quindi ci si deve rivolgere a loro in caso di situazioni di emergenza estrema. Quindi davvero numeri che possono essere indispensabili per tante persone che si trovano a vivere un momento particolarmente difficile, vista soprattutto l'esigenza di restare a casa, di restare tra le quattro mura domestiche. Le situazioni non sono assolutamente in alcuni casi buone per le persone che sono costrette a vivere assieme. Restiamo a Venezia e dovremmo essere riusciti a collegarci con il nostro collega, il nostro Lorenzo Maier. Lorenzo, ci sei? Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno a te. Allora, intanto vogliamo dare qualche dato che riguarda proprio la diffusione di questa emergenza, di queste positività a Venezia. Tu hai un quadro molto specifico della città e del comune, giusto? Sì, allora l'ULSS 3 Serenissima, che è competenza sul territorio del comune di Venezia, proprio in queste ore ha diramato un bollettino che fotografa, diciamo così, l'andamento del contagio nel comune di Venezia, cioè ovvero sia suddivide le varie aree della città e indica quanti casi ci sono registrati fino ad ora, fino a ieri, in proporzione agli abitanti. Allora leggiamo così qualche numero per poi eventualmente commentarlo assieme. Nella classificazione data appunto dall'azienda sanitaria lagunare, nella zona di Venezia 1, che comprende i sestieri del centro storico di Venezia, San Marco, Castello e Canaleggio, ci sono stati 23 casi su circa 31.000 abitanti. Per quanto riguarda la zona contrassegnata con il nome Venezia 2, che comprende i sestieri di Dorsoduro, San Polo, Santa Croce e Giudecca, 21 casi su circa 21.000 abitanti. Poi scendendo ancora, il Lido, comprensivo di Lido, Malamocco, Alberoni e Pellestrina, 22 casi su circa 20.000 abitanti. Le isole hanno questa specificazione: Isole 1, che significa Murano e Sant'Erasmo, 3 casi su circa 4.800 abitanti, Isole 2, Burano e Torcello, un solo caso su 2.608 abitanti. E poi arriviamo anche alla terraferma. Sappiamo che il comune di Venezia è diviso tra la città di acqua e quella di terra. Allora c'è la zona di Mestre Nord, che comprende i quartieri di Zuelarino, Cipresina, Carpenedo, Chirignago, Bissuola, Favaro e Campalto, 187 casi su circa 100.000 abitanti, Mestre Centro, cioè quindi il centro di Mestre della terraferma, 28 casi su circa 50.000 abitanti, e infine possiamo darvi anche il dato riferito a Marghera, Catene e Malcontenta, 24 casi su circa 28.000 abitanti. Ecco, questo per avere un po' un quadro di quello che è l'andamento del contagio, visto che in questi giorni ci si domanda anche com'è la situazione riferita alle zone magari in cui abitiamo o che conosciamo meglio o in cui abbiamo amici. Ecco. In terapia intensiva, per quanto riguarda sempre il nostro territorio veneziano, ci sono ora 62 ricoverati, meno 4 rispetto a ieri, ma su queste classificazioni generali poi abbiamo sempre il bollettino di azienda zero che dà i vari cluster. Ecco, io intanto ho voluto darvi uno spaccato dell'andamento del contagio in città. Perfetto, io ora ringrazio il nostro Lorenzo Maier perché puntualmente proprio ci ha illustrato qual è la situazione nella città di Venezia.
Al proposito io vorrei mostrare, vedere assieme a voi, perché prima vi ho dato i dati ma non avevo mostrato la tabella che adesso vediamo assieme, la tabella a cui si riferiva Lorenzo poco fa, quella divulgata appunto dall'azienda Zero, e allora rivediamo assieme per quanto riguarda le nuove positività registrate questa mattina. Siamo a più 373 e siamo arrivati a quota 6.442. Nello specifico più 137 casi da Padova, e quindi vediamo insomma i dati che abbiamo dato poco fa. E abbiamo sentito anche Lorenzo Maier che ha divulgato qual è la situazione all'interno proprio della città di Venezia, quindi lui ha illustrato in maniera molto precisa, sestiere per sestiere, qual è la situazione. E adesso chiederei magari alla regia se riesce a mandarci, perché si parlava tanto di controlli che sono stati avviati, che continuano ad avviare le forze dell'ordine, si stanno cominciando a usare anche i droni. Allora vediamo nel Bellunese come sta andando la situazione, poi se riusciamo a metterci in contatto anche con il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, che proprio ha attivato anche nel Padovano questa iniziativa di utilizzare i droni per ulteriori controlli. Ma andiamo prima nel Bellunese. Scende in campo il drone ad Auronzo di Cadore per sostenere l'impegno quotidiano delle forze di polizia tenute a controllare il rispetto dell'obbligo di restare a casa e di muoversi solo in caso di necessità. Chi sgarra, oramai si sa, rischia di pagare multe a 3 zeri, e di questi tempi è meglio essere ligi alle regole. Il sindaco Tatiana Pais Beccher ha deciso di ampliare il monitoraggio per rendere più efficace e agile il lavoro della polizia locale. Così ottimizziamo le risorse, spiega il primo cittadino di Auronzo, che con i suoi 220 km quadrati è il comune più esteso di tutto il Veneto. I controlli di queste settimane si sono concentrati non solo sulle vie del comune, ma anche sulle piste da sci di Misurina, dove qualcuno si è spinto per la pratica dello sci alpinismo, e sul lungolago, dove la gente, incurante dei divieti, continua a passeggiare o a correre. Ai cittadini il sindaco Pais Beccher ha chiesto di fare uno sforzo collettivo e di rispettare le norme. Tra i trasgressori, a Belluno, multa e denuncia a uno straniero di 38 anni che, con la scusa di andare a fare la spesa, si presume fosse uscito per spacciare hashish. L'uomo è stato fermato dalle volanti del capoluogo a Limana. Ai poliziotti ha mostrato lo scontrino della spesa effettivamente acquistata in un supermercato, ma in auto, oltre ai generi alimentari, l'uomo trasportava anche un quantitativo di stupefacente superiore a quello considerato modico e per uso personale, oltre a un bilancino di precisione e cellophane per il confezionamento. Sul fronte dei controlli, le Fiamme Gialle hanno segnalato all'autorità giudiziaria una persona trovata a fare attività sportiva su una pista ciclabile di Cortina, sebbene residente in un altro comune. Altri 2 cittadini residenti a Belluno sono stati fermati mentre si recavano a casa di un amico per portare alcuni materiali edili senza alcun giustificato motivo di necessità. Quindi abbiamo sentito un po' la gente che tira fuori tutte le scuse possibili e immaginabili pur di uscire di casa, quando in realtà l'unica cosa che viene richiesta in maniera categorica è quella di restare a casa. Vediamo se con la regia siamo riusciti a metterci in contatto con il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, Daniele Canella. Sindaco, mi sente? Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno. Insomma, abbiamo visto nel Bellunese sono partiti i controlli con i droni, sono partiti anche nell'Alta Padovana, nel suo comune San Giorgio delle Pertiche. Sì, ieri pomeriggio abbiamo attivato questo progetto sperimentale. Per il momento quella di ieri è stata un'esercitazione sul campo, nel senso che avevamo necessità comunque di provare questa tecnologia affiancarla alla polizia locale. Abbiamo avuto la fortuna di avere all'opera 3 squadre con ben 8 piloti autorizzati dall'ENAC con tutte le certificazioni, i patentini, quindi insomma tutto in regola, e quindi abbiamo fatto questa prova sperimentale. Per il momento ci siamo limitati alle sole aree pubbliche in attesa appunto delle più chiare specifiche che dovranno arrivare dal Ministero dell'Interno, spero a breve insomma. Certo, indubbiamente, ma ecco, utilizzare questo strumento, i droni nello specifico, secondo lei potrà servire a scovare i classici furbetti, le persone che non si rendono conto dell'errore che fanno nel non rispettare quest'unica direttiva dello stare a casa?
Guardi, è uno strumento tecnologico molto efficace in questo caso, credo lo possa essere per tutti i casi di straordinarietà e applicarlo in questa fase di emergenza ne dà veramente contezza della potenzialità. Per chi non ha nulla da temere, per chi esce da casa veramente per andare a fare la spesa o per andare a lavoro o per andare fuori per questioni di necessità di salute, non c'è nulla da temere, perché se è in buona fede non c'è nulla da temere. Chi è in malafede, chi fabbrica scuse, accampa scuse per trovare il modo per poter uscire da casa, non capendo che in realtà sta facendo dispetto prima a se stesso e poi alla comunità dove vive, invece insomma dovrà e si sentirà sicuramente più controllato, e quindi oltre a un effetto immediato nella figura singola, no, che magari a noi è capitato ieri con un paio di persone che dall'alto abbiamo tra virgolette sorvegliato e poi i vigili sono andati a prendere in diretta, quindi poi si muove la pattuglia fisicamente per andare a fare la verifica sul posto. Quelle persone là, insomma, sì, a parte quelle dicevo che si pescano, si colgono in flagrante, c'è anche un effetto di deterrenza che è molto importante, il fatto comunque che la gente sappia che il territorio è video controllato anche grazie all'uso di questi strumenti in ausilio della polizia locale e alle forze dell'ordine, crea comunque anche un beneficio indiretto e quindi insomma anche questa è una cosa molto positiva. Senta, la situazione nel suo comune com'è ad oggi? Ma parla come contagiati o come persone che non capiscono dove devono uscire da casa? No, sta parlando proprio della situazione dei contagiati, sì, persone semmai che sono a casa o che sono in ospedale, insomma proprio per quanto riguarda questo contagio da Covid-19. Ma noi abbiamo per fortuna ancora pochi casi, ovviamente come in tutti i comuni, ma credo sia una questione statistica, ormai lo sarà per tutti nelle prossime settimane, i casi continuano ad aumentare, non fosse altro perché continuano a essere fatti tamponi ai familiari, a persone che hanno avuto vicinanza con i primi casi che sono emersi, e tutto sommato insomma, la situazione qui a San Giorgio e Pertiche, che è un paese di provincia dell'Alta Padovana, la situazione è ancora insomma abbastanza sotto controllo, non ci sono casi preoccupanti, abbiamo purtroppo avuto la scorsa settimana un decesso di una concittadina che però presentava già un quadro di salute personale abbastanza compromesso e che ha avuto il coronavirus come insomma, fattore determinante per complicarlo in maniera irreversibile. Negli altri casi abbiamo un paio di ospitalizzati che però non sono in condizioni gravi e per il momento, per quanto mi risulta, insomma, abbiamo persone che sono a casa e stanno rispettando le prescrizioni sanitarie. Altre verifiche, come in tutti i comuni del Veneto d'Italia, si continuano a fare e si faranno. Ecco, l'unica cosa che ne approfitto di questo spazio per poter lanciare un appello è invitare tutte le persone che sono sottoposte a tampone o che comunque sanno di dover essere sottoposte a tampone perché risultate vicine a persone contagiate, a stare in casa fino all'esito, perché se si fa il tampone oggi e si ha l'esito fra 2 o 3 giorni, l'inizio della quarantena, dell'isolamento fiduciario deve iniziare da subito, non fra 2 o 3 giorni. Indubbiamente. Quindi perché purtroppo c'è anche qualcuno che in buona fede, io sono sicuro, fa confusione su questo e si espone anche gli altri al contagio o ancora di più. Ecco, per cui bisogna stare tranquilli, essere fiduciosi, ascoltare quelle che sono le prescrizioni delle autorità sanitarie e soprattutto essere molto scrupolosi. Ecco. Senta, un'ultima battuta, come sindaco lei ha la responsabilità della salute di tutti i suoi cittadini, come state vivendo proprio a livello umano questo momento, questo periodo così difficile? Ma guardi, siamo ormai al 40° giorno di questa situazione che sembra quasi paradossale, nel senso c'è un po' caduto il mondo addosso, in particolare modo a noi amministratori locali che ci siamo visti travolgere appunto da questa necessità di interpretare le disposizioni governative, di farle in qualche modo rispettare, di dare risposte alla cittadinanza, di fare da tramite con le istituzioni, di tranquillizzare le persone, di avere comunque un occhio di riguardo per le forniture di presidi minimi ospedalieri per le strutture sanitarie che spesso si trovano ad essere sprovviste, anche le strutture sociali, penso alle case di riposo, penso ai centri per i disabili, gruppi appartamenti in realtà che ci sono più o meno in tutti i territori e quindi insomma
Non è facile in questo momento fare da ufficiale di collegamento, però la responsabilità verso la cittadinanza ci impone di essere, e credo di parlare a nome di tutti i 500 e passa colleghi del Veneto, di tutti i colleghi italiani, essere in prima linea per supportare comunque medici, infermieri, personale sanitario nella gestione e nel contenimento appunto dei grandi flussi di malati, in modo insomma da cercare di abbassare questa curva e di dar loro respiro per poter affrontare l'emergenza. Bene, allora io ringrazio Daniele Canella, il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, grazie davvero per essere stato ospite telefonicamente nei nostri studi, davvero sono le testimonianze di chi si trova direttamente, quotidianamente a vivere questa vera emergenza, sindaci che hanno sulle spalle la responsabilità proprio della sicurezza di tutti i loro cittadini, e abbiamo sentito insomma come Canella anche tutti gli altri che sono in prima linea, che decidono di scendere in campo per essere vicini alla propria gente, alla propria popolazione. E intanto arrivano tanti messaggi, tanti video, tante foto, proprio al numero 340 3218 806. Allora vediamo assieme questo video che fa sorridere ed è divertente. Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi, ti spiego, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici pure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime, sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno, madre che dice del padre, avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale, ma l'amore di normale non ha neanche le parole, parlano di pace, fanno la rivoluzione, dittatori in testa e partigiani dentro al cuore, non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E la paura dietro all'arroganza, è tutto l'universo chiuso in una stanza, e l'abbondanza dentro la mancanza, ti amo e basta, e l'abitudine nella sorpresa, è una vittoria poco prima della resa, è solamente tutto quello che ci manca che cerchiamo, per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Abbiamo visto, questi sono i clown che scendono in corsia
scendevano in corsia, andavano in corsia soprattutto per allietare i bambini negli ospedali, però adesso appunto con l'hashtag Io resto a casa, stiamo a casa, davvero è un appello fortissimo che viene fatto, che stiamo cercando di fare, di lanciare tutti i giorni anche noi attraverso le nostre telecamere, perché diventa l'unico elemento per riuscire in qualche maniera a superare questo momento così difficile. Tra l'altro in questi giorni soprattutto si è intensificata, si è ingrandita, ingigantita tutta quella macchina della solidarietà, e ci sono anche imprenditori locali che si stanno impegnando, lo avevano già fatto in passato, oggi ancor più si stanno impegnando e hanno attivato un IBAN, un conto corrente, per raccogliere fondi per acquistare dei macchinari per l'ospedale il San Bassiano e l'ospedale dell'ULSS 7 Pedemontana. Allora intanto vediamo assieme lo spot e poi vediamo come fare per aiutare queste persone, questi imprenditori a aiutare l'ospedale. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Beh, il messaggio è chiarissimo: contribuisci per vincere insieme, per il vostro ospedale potete dare il vostro contributo, ognuno quello che riesce, perché ogni contributo, grande o piccolo che sia, si sa che arriva dal cuore di ogni persona, dal cuore di ogni cittadino, che ha l'unico scopo di aiutare l'ospedale, in realtà aiutare l'ospedale, aiutare i medici per aiutare noi stessi, quindi l'acquisto di queste strumentazioni, a cominciare dai respiratori soprattutto, perché un respiratore salva una vita, a cominciare proprio dai respiratori, dall'acquisto di questi respiratori fondamentali nel loro ruolo in questo momento di emergenza, diventa davvero una cosa enorme che ognuno di noi può fare. Ieri sera il Premier Conte ha parlato di questo rapporto stretto tra governo e comuni, ha parlato proprio di una serie di contributi, ha spiegato come che saranno dati alle varie amministrazioni comunali, ma cerchiamo di capirne di più. E le nostre strutture abbiamo lavorato intensamente per varare subito un provvedimento di grande urgenza, di grande impatto. Coinvolgiamo i comuni, i sindaci sono le nostre sentinelle, le nostre prime sentinelle, le prime antenne per quanto riguarda le comunità locali, per quanto riguarda le necessità dei cittadini. Allora ci affidiamo a loro. Disponiamo, appena firmato, un DPCM che dispone, a loro giriamo la somma di 4 miliardi e 3 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, un anticipo del 66% che giriamo ai comuni. Lo facciamo in anticipo rispetto alla scadenza che era prevista a maggio. Ma al di là di questo, forse la cosa più importante che adesso riguarda i cittadini, molti cittadini, ahimè, che ci ascoltano e che sono in grandi difficoltà, è che con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a questo fondo 400 milioni. Questi 400 milioni è un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni con il vincolo di utilizzare queste somme per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Tra l'altro il Premier Conte ha dimostrato nel suo discorso di ieri grande vicinanza, forte vicinanza
soprattutto alle famiglie delle vittime appunto a seguito del contagio da coronavirus, tantissimi morti in questa nostra Italia, in poco più di un mese, una situazione davvero allarmante. Buonasera a tutti. Oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime, è un numero che ci colpisce particolarmente, si allarga la ferita nella nostra comunità nazionale, è una ferita che non potremo mai dimenticare, quindi come prima cosa permettetemi di rivolgere un commosso pensiero a tutti i sentimenti di vicinanza del Governo, ma credo e sono sicuro di interpretare di tutti gli italiani per i familiari, il pensiero a queste vittime e ai loro familiari. C'è un altro dato che nello stesso tempo ci incoraggia. Oggi segnaliamo 1434 guariti, è il numero più alto. Quindi ci confronteremo adesso a inizio settimana con gli scienziati, i nostri esperti, con il Comitato Tecnico Scientifico e confidiamo che ci portino delle buone notizie. Noi ci manteniamo sempre vigili e attenti, ovviamente per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni. Abbiamo sentito ancora il Premier Conte, adesso dovremmo essere riusciti a collegarci via Skype con Emanuele Munari, il sindaco di Gaglio, nonché presidente dell'Unione Montana dei 7 comuni. Emanuele Munari, buongiorno intanto e benvenuto nei nostri studi in questa diretta via Skype, perché ovviamente dobbiamo rispettare tutte le misure anche noi di sicurezza, di conseguenza riusciamo ad avere i contatti con tutti voi, ovviamente dobbiamo utilizzare mai come in questa maniera, in questo modo, in questa occasione la tecnologia e il web diventano fondamentali. E per quanto riguarda proprio le parole del Premier Conte che ha parlato di questo aiuto che viene dato a varie amministrazioni comunali. Lei tra l'altro è sindaco e rappresenta come presidente l'Unione Montana di un'area già di suo in sofferenza, perché sappiamo la parte della montagna, la nostra montagna, quanto sia delicata, quanto sia difficile la situazione in montagna. Oggi più che mai questo apporto da parte del governo, che significato ha per voi? Sì, intanto buongiorno a tutti voi direttamente, grazie per l'invito via Skype. Allora, io stavo leggendo proprio questa mattina con calma questo decreto, che è un decreto a mio avviso ancora un po' approssimativo e che sicuramente necessita di una qualche revisione, perché non è proprio così tanto chiaro, sinceramente. Io leggendolo non ho capito bene alcune sfaccettature, non ho capito bene l'applicazione che intendono utilizzando il fondo di solidarietà comunale, non ho capito che meccanismo ha in testa Conte e il suo governo, sinceramente, anche perché poi tra l'altro questo fondo di solidarietà comunale, molti comuni italiani, circa l'80-90%, sono beneficiari di una somma, ma ci sono comuni come i nostri, come quelli dell'altopiano, a vocazione turistica, che invece alimentano questo fondo di solidarietà comunale. Quindi io vorrei capire chiaramente se noi come altopiano, che versiamo già 7 milioni di euro all'anno, ripeto, 7 milioni di euro all'anno a questo fondo di solidarietà comunale, che poi a Roma viene ripartito per i comuni in difficoltà, per i comuni in disavanzo o per chi veramente ne ha bisogno. Ma noi che invece versiamo, che tipo di beneficio avremo come zona turistica? Poi mi auguro invece che quei comuni che erano già in precedenza beneficiari di questo fondo possano veramente vederlo incrementato per la parte, spero per la parte anche corrente, ma noi sinceramente spiazzati oggi ci vediamo perché non sappiamo, noi abbiamo sempre versato, abbiamo sempre alimentato a favore degli altri comuni, dell'80% dei comuni beneficiari anche prima di questo fondo, noi appunto come altopiano siamo quelli che versano e che alimentano, quindi io sono qui che aspetto veramente con ansia di capire cosa è per noi altopiano questo tipo di DPCM, cioè veramente dove va, in quale direzione va, cioè noi
che tipo di benefici avremo? Io oggi non li vedo sinceramente, io oggi non li vedo. Certo, poi c'è anche da dire una cosa, Altopiano di Asiago, diceva poco fa anche lei, ha una fortissima vocazione turistica, il turismo è la vostra, una delle principali fonti di reddito e adesso vi trovate davvero in condizioni disperate, perché tra l'altro chissà quando si potrà ripartire, rimettere in moto questa macchina. Certo, assolutamente sì, difatti è per questo che siamo un po' anche incavolati da questo decreto, perché effettivamente non sappiamo di che morte, di che ulteriore morte dovremmo morire, se posso permettermi di usare questo linguaggio, perché veramente siamo sconsolati perché gli alberghi sono stati i primi ad essere penalizzati da giorno all'altro al 100%, con le disdette al 100%, poi a seguire chiaramente tutti i nostri operatori socio-economici commerciali. Poi oggi giustamente purtroppo si aggiungono anche i lavoratori classici che vanno su e giù tutti i giorni dall'altopiano nelle varie aziende come posto di lavoro. Quindi veramente noi non capiamo che pesci pigliare. Cioè, voglio capire, domani affronterò anche con i nostri responsabili, con il mio segretario, con il capo ragioneria per capire in che direzione dobbiamo andare, ma oggi la vedo ancora dura e comunque mi auguro solo che sia una delle prime mosse del governo, perché oggi dobbiamo veramente avere e dimostrare uno scatto di reni, al di là poi delle fazioni politiche che oggi non contano, perché parliamo della sanità, parliamo del futuro e dell'economia dell'Italia. Quindi mi aspetto veramente uno scatto di reni, ma uno scatto di orgoglio da parte del nostro governo, da parte di tutti noi, per essere insieme, per superare qualsiasi difficoltà, sforando qualsiasi limite imposto anche dall'Europa, perché qui l'Europa o si fa l'Europa veramente in questo frangente o capiamo di essere veramente europei, a partire in primis dalla Merkel e dal suo popolo tedesco, o altrimenti questa Europa oggi dichiara il suo fallimento e penso anche la sua fine. Senta, poi c'è anche qualche altro amministratore che ha detto, è vero, non si capisce ancora bene qual è la situazione dopo le parole di Conte. C'è però da mettere sul piatto anche tutto quello che riguarda la burocrazia, perché mettiamo che questi fondi arrivino, questi contributi arrivino ai comuni, c'è però da mettere sul piatto tutta la partita della burocrazia. Assolutamente sì, anche qui il criterio di questa eventuale ripartizione, dove veramente vanno a finire o dove dovrebbero andare a finire queste risorse, questi investimenti, veramente a chi, i criteri di scelta, sì, sono d'accordo, è ancora un po' tutto fumoso, effettivamente è ancora un po' tutto fumoso. E poi la burocrazia, esattamente, la burocrazia, io spero che se, come sembra, per una parte di questi investimenti siano i sindaci a dover gestire direttamente questo tipo di flusso economico, allora io spero che i sindaci siano, fra virgolette, nominati soggetti attuatori e che possono veramente, in deroga alla burocrazia italiana, alle norme vigenti, cercare di essere più veloci e più rapidi possibili a destinare questi fondi alle persone che ne hanno veramente bisogno, perché altrimenti se no è il cane che si morde la coda, e non vorrei che fossimo poi noi sindaci in prima linea, che stiamo già facendo tanto nei nostri limiti, a dover pagare una scelta del governo che scaricherebbe ad oggi incombenze e oneri solo sui sindaci, e credo che non sia giusto, perché noi sindaci veramente abbiamo difficoltà di pareggio di bilancio, quindi siamo già impegnati su questo. Bene, allora io ringrazio davvero Emanuele Munari, grazie per il suo intervento, è stato molto chiaro, molto deciso e molto forte. Davvero le parole del sindaco di Galli, nonché del presidente dell'Unione Montana della Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, Emanuele Munari, non ha usato mezzi termini, perché è davvero una situazione ancora molto difficile, molto intricata, e sul piatto ci sono tante persone, c'è un intero territorio che è quello della montagna che si trova già, appunto ha detto, non si sa di che ulteriore morte dobbiamo morire, perché già la difficoltà per la montagna è enorme, ancora in tempi non sospetti, ancora quando non si parlava di coronavirus non c'era questa emergenza, e adesso davvero si stanno trovando queste persone, questi territori a una fortissima sofferenza. E restiamo in montagna, andiamo però nel Bellunese, perché anche nel Bellunese all'emergenza coronavirus si affianca un'altra emergenza, come se non bastasse, perché i lupi sono sempre presenti.
Noi sappiamo che il lupo può portare l'equilibrio, un certo equilibrio nell'ecosistema, ma probabilmente in quei ecosistemi dove non c'è tanta presenza dell'uomo e dei suoi allevamenti. Diventa sempre più difficile la convivenza con il lupo nei territori di montagna, che oggi il divieto di uscire ha reso luoghi di conquista del grande predatore. A Chiesa del Pago, sindaco e amministrazione sono seriamente preoccupati. In meno di 2 mesi il lupo ha sbranato 50 pecore, 2 muli, 2 cani e 18 daini custoditi in un recinto. Nelle altre zone della provincia gli allevatori denunciano una mattanza, le immagini sono eloquenti, pressoché quotidiana. Abbiamo preso paura perché negli ultimi 3 mesi la mattanza è stata importante. Non siamo abituati perché giustamente il lupo manca da 100 anni, no? E ho capito perché manca, perché probabilmente per quella civiltà contadina 100 anni fa era difficilissima la convivenza. Io oggi dico che non è che sia impossibile, però dobbiamo adeguarci. Dal Borgo ha preso carta e penna e ha scritto alle autorità competenti, provincia, regione e Ministero dell'Ambiente, per chiedere gli opportuni e previsti piani di gestione, controllo e contenimento dove necessario del lupo. Qui la situazione si fa seria, precisa Dal Borgo, poiché se non verranno attuate delle misure concrete in tempi celeri, andremo incontro all'abbandono delle attività da parte degli allevatori con un conseguente degrado pericoloso del territorio. Abbiamo l'impressione che questi lupi siano dei lupi problematici, quindi abbiamo chiesto il monitoraggio, sapere quanti lupi sono tra Chiesa del Pago e il Cansiglio. Ancora non mi è arrivata risposta, manderò la settimana prossima una lettera in regione e al Ministero dell'Ambiente, perché è giusto che qua, se qualcuno vuole il lupo, però sapere quanti sono i lupi e se qualche lupo è problematico bisogna monitorarlo e contenerlo. Se da un lato, chiosa Dal Borgo, il lupo può essere un valido equilibratore della fauna selvatica, allo stesso tempo è fondamentale che venga preservato il paesaggio e la grande qualità ambientale del nostro comune montano, che è perfetta e indistricabile fusione del lavoro della natura e di secoli di lavoro dei montanari, senza il quale non si potrebbe avere questa straordinaria biodiversità che in molti ci invidiano. Abbiamo sentito un momento molto difficile per la montagna veneta, dall'altopiano al bellunese sotto vari aspetti, e adesso invece un momento così di serenità, che è quello che ci viene dato grazie ai vostri video, alle vostre immagini, alle vostre foto che ci girate al numero 340 3218 806, e adesso vediamo 2 pupazzetti che abbiamo già incontrato nel corso delle nostre dirette, che però servono ai più piccoli ma anche ai grandi, agli adulti, danno quelle regole base che servono davvero a tutti per superare questo momento difficile. Vediamo assieme. Chi sono quelli? Sono i nostri amici bambini! Evviva! No, fermo! Non puoi abbracciarmi! E perché? Per il coronavirus! E dimmi, quali sono le altre regole? Lavarsi spesso e bene le mani. Ok, poi? Non frequentare posti affollati. E poi? Mantenere le distanze. Per questo prima non potevi abbracciarmi. E c'è anche la regola, rimanete sempre a casa, che vedrete che andrà tutto bene. Un saluto dagli amici di Pilù e Milù. Ci vediamo presto! Abbiamo visto dunque questi 2 pupazzetti che ci fanno sorridere, è vero, però in realtà stanno lanciando questo forte messaggio. Arriva da questo nostro telespettatore, allora, che grazie ai pupazzi lancia il messaggio di restare a casa, di rispettare quelle regole base per poter superare questo momento difficile. E poco fa, assieme proprio all'assessora regionale Elena Donazzan, abbiamo commentato l'omelia che ha fatto proprio il patriarca di Venezia Francesco Moraglia questa mattina nella cripta della Basilica di San Marco durante la Santa Messa che Rete Veneta ha trasmesso in diretta. Un'omelia molto dura, molto precisa, che ha sottolineato proprio la figura del patriarca come una vera e propria guida non solo spirituale ma anche umana. E allora riviviamola assieme. Stiamo vivendo giorni drammatici, soprattutto in zone del paese a noi non lontane. In questi momenti tragici, ciò che dobbiamo sconfiggere è la paura, il pessimismo, il delegare agli altri
Vivere questi momenti in modo cristianamente responsabile vuol dire sentirsi parte di una comunità. Gli altri mi interessano, non mi sono estranei. Il morire di tanti in questi giorni mi appartiene personalmente, è il mio morire. Tutto quello che accade mi interessa, è mio, mi appartiene, I care. Fu Don Milani che adottò questo motto contro ogni individualismo e non inventò nulla, semplicemente tradusse il Vangelo: non c'è amore più grande di dare la vita per i propri amici. I care, mi importa, ho a cuore. Il Vangelo che diventa un nuovo modo di guardare l'altro, gli altri, la situazione che viviamo, il bene comune. I care, mi importa, mi sta a cuore la tua e la mia salute, la salute di tutti. Per questo io resto a casa e ci resto convinto, con spirito costruttivo, aiutando gli altri a starci, non perché obbligati, ma come gesto di responsabilità, di carità, di solidarietà. Il quinto comandamento non è solo non privare della vita l'altro, ma è tutelare la vita di tutti. Dobbiamo in questi giorni di emergenza sanitaria pensare un'altra società, un altro modo di stare con gli altri, di te agli altri. Fino a ieri abbiamo costruito una storia, ne siamo stati parte viva, forse poco critica. Oggi siamo chiamati a ripensare quella storia, ripensandoci come uomini e come comunità. Domani vedremo se questa pandemia, di cui abbiamo appena visto la parte emergente dell'iceberg, cioè la minima parte, se questa pandemia ci ha insegnato qualcosa. Cambieranno gli equilibri di forza a livello finanziario, economico, politico, sociale, non solo nel nostro quartiere, nella nostra città, nella nostra Italia, ma nel mondo intero. È inutile pensare solo a una nuova strategia. È inutile pensare a nuove alleanze politiche. Siamo un po' stufi di certi discorsi politici. Non basteranno nuove strategie economiche e finanziarie. Anche questo ci vorrà. Ma sarà tutto insufficiente se l'uomo non cambierà il cuore e la mente. Ma qui torna la verità del Vangelo. Per troppo tempo ci siamo ostinati a cucire delle pezze nuove su un vestito vecchio, liso. L'Europa che oggi dimostra di non esserci. L'Europa che dice con i suoi leader e i suoi più prestigiosi rappresentanti che esprime le visioni e gli interessi di una parte, e coloro che sono stati eletti e occupano certi posti ci stanno dicendo questo. E nei prossimi mesi ci sarà l'emergenza sociale, l'emergenza della fame, e queste cose su un'Europa che non c'è, quando dovrebbe esserci,
le dico con grande tristezza, pensando quello che l'Europa potrebbe essere. Le dico da cittadino italiano e da cittadino europeo, ricordando che sono vescovo e che non faccio politica, ma sento che il silenzio, soprattutto il silenzio di chi non può parlare, ma in modo particolare sento che il silenzio di chi deve parlare, se non parla, diventa una colpa troppo grande. Siamo di fronte a un'emergenza sociale imminente. È inutile dirlo troppo tardi. Diciamolo subito. Prepariamoci. L'Europa potrebbe farci vedere in questa emergenza quanto è essenziale, decisiva, importante. Buon cammino verso la veglia pasquale. Queste le parole del Patriarca di Venezia Francesco Moraglia questa mattina nell'omelia durante la Santa Messa che si è officiata alla cripta della Basilica di San Marco. Parole molto dure, parole molto forti. E abbiamo in collegamento Skype il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon. Buongiorno sindaco, eccoci qua. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Abbiamo sentito, dicevo, le parole del Patriarca di Venezia, ha parlato della necessità di un'Europa vicina concretamente anche al nostro paese, alla nostra Italia, e ha detto ci troviamo in un'emergenza sociale immensa, non dobbiamo muoverci troppo tardi, dobbiamo muoverci subito, agire subito, non far perdere tempo. Parole che riguardano indistintamente tutti noi. Sì, parole perfettamente condivisibili, forse addirittura siamo già in ritardo, nel senso che stiamo seguendo in maniera molto precisa, almeno per quanto riguarda alcune regioni, quindi Veneto e Lombardia in primis, in maniera precisa, dicevo, la situazione sanitaria, l'emergenza sanitaria, però nessuno ha ancora cominciato a ragionare su quella che sarà l'emergenza che arriverà subito dopo, che sarà l'emergenza di tipo economico e sociale, perché ricordiamoci che se la gente non guadagna, non riesce poi a vivere e crea problemi di natura sociale che ci mettono anni a recuperare. Ecco, ad oggi non abbiamo ancora fatto nulla. Senta, tra l'altro, ecco, chiedo anche a lei, ho chiesto anche un po' ai suoi colleghi di altri vari comuni, come vede, come considera quanto ha dichiarato il Premier Conte in merito a questi fondi da destinare alle varie amministrazioni. Alcuni suoi colleghi hanno detto che è ancora tutto molto caotico, non c'è nulla di chiaro al momento. Anche secondo lei? Ma io ho letto la documentazione che è arrivata, che continua ad arrivare, e sfido anche qualcuno a leggere quella che riguarda il fondo di solidarietà, perché è così complicata tecnicamente che neanche una laurea in economia e commercio serve. E il messaggio chiaro che è passato ieri è che finalmente il Premier Conte si è accorto che esistiamo, che i sindaci esistono, ha detto di fare alcune cose che noi sindaci tutti, indipendentemente dal colore politico eccetera, stiamo già facendo probabilmente da circa una ventina di giorni, che è quello di portare a casa i pasti alle persone, di aiutare chi non ce la fa economicamente. Quindi i sindaci penso non abbiano mai abbandonato i propri cittadini, e questa è una fortuna di avere, ripeto, tanti sindaci capaci indipendentemente dal colore politico. Poi quello che ha fatto specie, poi vedo sui social che si sta un po' scatenando una diatriba su questi 400 milioni di euro che dovrebbero arrivare. Io faccio l'esempio di Cittadella. Cittadella prenderà 50.000 euro, 50.000 euro che vuol dire con la cifra massima di 300.000 di buoni da dare a famiglia, sì. Sono 166 famiglie, sono bruscolini, cioè qui l'intervento non sono i 300 euro al mese, una tantum, che non riescono neanche a pagare, diciamo, un affitto, perché gli affitti a Cittadella sono sì. minimo il doppio. Qui serve un intervento strutturale. Io non sto dicendo al governo di darci risorse illimitate, perché immagino che ne abbia la difficoltà,
Però nelle maglie del bilancio noi abbiamo dei bilanci comunali che hanno delle regole abbastanza stringenti. Bisogna che il governo si armi e riesca a modificare queste normative. Faccio un esempio: gli oneri di urbanizzazione, per quanto pochi o tanti che possono essere in un comune, ma per Cittadella insomma sono importanti, ad oggi possono essere utilizzati solo per fare opere pubbliche. Ritorniamo come 4-5 anni fa, quando gli oneri di urbanizzazione potevano essere utilizzati in spesa corrente, quindi nel dare i contributi alle persone, nel dare i contributi alle aziende, nel dare i contributi ai negozi. Dava una mano a questa gente a pagare gli affitti, dava una mano alle persone a pagare le rette degli asili nido, degli asili parrocchiali. Noi abbiamo bisogno di questo. Un'Italia che fa un investimento di 25 miliardi e nello stesso periodo la Germania che mette sul piatto della bilancia 500 miliardi, cioè noi non possiamo valere così poco, Certo, così poco. indubbiamente, indubbiamente. Allora io ringrazio davvero il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, un intervento molto duro, molto forte, anche quello che ha fatto lei, come i suoi colleghi. C'è davvero bisogno di altro da parte del governo. È vero, tutto aiuta, però c'è bisogno davvero di una presa di posizione forte e decisa da parte proprio del governo. Quindi grazie per il suo intervento, grazie al sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, per essere stato ospite nei nostri studi e tra l'altro voglio ricordare l'appuntamento, come sempre, come tutti i giorni, alle 17 con le lezioni di Zumba, Tai Chi e ginnastica dolce, poi alle 18, come sempre ormai da qualche tempo a questa parte, la Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova. Di conseguenza c'è una serie di appuntamenti che fanno bene al corpo e allo spirito da non perdere. Alle 17 ricordo ancora la ginnastica e poi invece alle 18 la messa, e adesso invece risentiamo le parole del governatore Zaia, e poi alle 18:50 gli appuntamenti sono con TG Bassano prima e TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia, una buona continuazione di pomeriggio, arrivederci.